allora ci sono tutti e tre. Foto anche per voi. E poi abbiamo con la premiazione della categoria senior 35-45 ancora parla. Al terzo posto con il tempo di 19-27 per Alfano Tornavaranda, Stefano Zacchi. Vieni Stefano, ragazzi, siete con i premi. Siamo alla categoria senior 35-45. Accostante. Terzo classificato Stefano Zacchi, presente tra i nostri assistenti a Vittorio, grazie. Al secondo posto con il tempo di 18,58 per la Robert Running Team Fabio Roni. Vieni Fabio. Vince la gara con il tempo di 18,04 per l'Atletica San Biagio Renis Fiorin. Possiamo fare anche un applauso, non è vietato, grazie. Eccoli qui i nostri master 35-45. Andiamo avanti e siamo alla categoria, saltiamo un po', lasciamo gli assoluti alla fine, passiamo agli junior, ok? Andiamo agli junior maschili. Al terzo posto con il tempo di 19,48 per l'Atletica Dolomiti Belluno Gabriele De Vito. Secondo classificato con il tempo di 19,28 ancora Atletica Dolomiti Belluno con Massimo De Marco. Dato accettiamo l'Edward. Vince la gara con il tempo di 17,07 per l'SD Team Treviso Federico Morona. Vieni Federico a ritirare il tuo premio. Eccolo qui, mettiti in mezzo che facciamo giusto come si fa sul podio e vi facciamo la foto. Prima dobbiamo attaccarlo al tuo computer. Ti prepara tutto. Quando ti sta tutto pronto, e la via, tu attendi che si salta. Grazie ragazzi, questi erano gli junior e andiamo con la prima. Ah, un attimo ragazzi, tornate indietro, passate per di lì, che c'è qualcos'altro. Ah, dovete fare l'autografo. Così va l'uno va giù. Una firmetta e intanto noi andiamo avanti. Siete pronte ragazze? Possiamo andare avanti? Andiamo con la premiazione assoluta maschile. Al terzo posto con il tempo di 17,59 per la Silca Ultralight Francesco Sanson. Francesco, dove sei? Categoria assoluta maschile. Sì. No, di Vittorio Veneto Atletica mi aveva chiesto. Francesco Sanson, Silca Ultralight, eccolo che arriva. Vieni Francesco. 17,59 ha completato il percorso. Secondo classificato con il tempo di 17,06 per la Eventi Run Conegliano Fabio Bernardi. Dove sei Fabio? Eccolo che arriva. No? Ditemi, confermato tutto? Vi torna? Sì? Vai. Andiamo e poi andiamo con il vincitore con il tempo di 16,56 per Vittoria Atletica Andrea Botteon.
attimo di pazienza che facciamo qualche verifica. Attendiamo il foglio definitivo. Nel frattempo posso fare un attimo? Vai. Mentre ci sono i controlli definitivi, attendiamo l'arrivo del vincitore per quanto riguarda la Dolomitica 380 della categoria self-supported, no, con auto al seguito, vero? Solo over 50. Un ragazzo, chiamiamo sempre ragazzi anche oltre i 50 anni, del Belgio, che si chiama De Chris Patrick. Fra qualche istante il ragazzo belga, nel frattempo, come abbiamo comunicato nei social, lo diciamo anche qui, questa sera doveva essere una serata ancora più speciale di quella che è, doveva esserci Beppe Conti, che purtroppo a causa di una bronchite non potrà essere presente questa sera. Valuteremo un'altra serata insieme, un'altra possibilità per poter avere il famoso giornalista Rai. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, era ormai tutto definito, ma appunto questo problema fisico, insomma l'età avanza, quindi bisogna stare sempre allerta. Attendiamo quindi l'arrivo di Patrick De Chris, solo over 380 km. Sarà lui il vincitore di categoria qui alla Dolomitica 2024. Da che parte arriverà? O di qua o di là? A quant'è? Abbiamo un aggiornamento. Gli ultimi 2000 metri, parliamo in modo podistico, vista la serata podistica, gli ultimi 2 chilometri per lui. Andiamo ad accoglierlo qui. Patrick De Chris del Belgio, sappiamo la passione per il ciclismo di questo paese, quindi 22 ragazzi del Belgio presenti alla Dolomitica quest'anno. Abbiamo avuto Austria, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, doveva esserci anche un ragazzo dagli Stati Uniti e un ragazzo della Finlandia, già prenotati per il prossimo anno comunque, perché la Dolomitica non si ferma. Aspettiamo appunto Patrick De Chris e dopo sarà l'arrivo di un team, una coppia che hanno pedalato insieme, Francesca Massarenti e Giuseppe Luca Rizzo, che arriveranno subito a seguire. Patrick, diamo un aggiornamento sempre lì, quindi ogni istante è buono. Per accogliere questo campione dal Belgio. Ancora qualche istante. Nel frattempo stanno
definendo le classifiche di Vittorio Veneto Atletica. Questa serata dedicata allo sport, la città della vittoria. Noi attendiamo l'arrivo di diversi campioni, fra i quali a breve arriverà anche Giacomo Palazzi, lui rappresentante della più antica associazione ciclistica sportiva d'Italia, la UCI Bergamasca, che ogni anno schiera qui ai blocchi di partenza dell'ultracycling diversi atleti. Manca veramente poco, ci dà qualche centinaio di metri, 380 km. Sembra che la coppia Massarenti-Rizzo abbia superato Patrick De Kritz, quindi sarà una sorpresa capire chi sarà il primo ad arrivare qui sul palco di Keep Sporting Days. Anche Giacomo Palazzi è dato 3 km, quindi un momento ancora di celebrazione per questi campioni che hanno corso per 380 e per 700 km. Abbiamo il segnale, sta per arrivare, lo scopriremo a breve attraverso dietro l'angolo del municipio, del palazzo municipale di Vittorio Veneto. Ecco una lucina, vediamo da che parte spunteranno. Un riflesso sembra essere un faro di bici. Ci siamo. Eccolo qui, sta per raggiungere il palco dell'Ultracycling Dolomitica, sta per terminare l'impresa, si è fermato lì, dai che è fatta, stanno aspettando di arrivare insieme lui e il suo team, e Patrick De Kritz dal Belgio. L'attesa si fa sempre più snervante. Dai Patrick! ...380 km percorsi attraverso le Dolomiti, 10 salite storiche. Ecco qui la coppia Massarenti-Rizzo. Siete voi? E buon Patrick, vieni Patrick, un arrivo da tutti i fronti qui sulla piazza del popolo di Vittorio Veneto, arrivano tutti insieme. Patrick De Kritz, categoria over 50 della Dolomitica 380 dal Belgio, e Francesca Massarenti insieme con Giuseppe Luca Rizzo. Insomma, che gran festa qui a Vittorio Veneto questa sera. Patrick, welcome back. Come stai? Yeah, wonderful, but the last 45 kilometers are crazy. A lot of hills, the last 45, and I was dying. But
yeah, beautiful race, beautiful organization. For the first time, I will thank my wife and my daughter. We have no 1 minute sleep, and she was always every minute in the car. My wife was the only driver. She was 27 hours in the car for driving. That's crazy. That's bigger than what I do. And we want your crew here on the stage. Il nostro Patrick dice ringrazia la moglie che è stata la guida per tutto il percorso, quindi un grandissimo applauso per lei. E c'è anche Giacomo Palazzi, e qui c'è il palco affollatissimo. Giacomo, anche te attenta Elena, che qui c'è una festa grande. Patrick De Chris che ha attraversato le Dolomiti, bellissimi paesaggi, dice grazie anche all'organizzazione. Patrick, you're a hero. Vediamo la maglia dell'atleta diabetico, quindi un doppio applauso per lui e per il suo team. Patrick De Chris dal Belgio. Ed ora è il turno di Francesca Massaretti e Giuseppe Rizzo. Francesca, insomma, qua Radio Corsa ci diceva che eri tu quella che andava forte. No, non è vero, ci davamo il cambio. Sì. Com'è stato questo viaggio attraverso le Dolomiti? Bello, bellissimo, lungo, faticoso, ma soprattutto bello. Sì, ci siamo divertiti molto. Giuseppe Luca, raccontaci un po' com'è andata Francesca e se sei contento di questa esperienza. No, siamo contentissimi, abbiamo riso tantissimo, ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza, è stato proprio un viaggio insieme, quindi è stato bello. Un qualcosa che ti porterai dentro di questa esperienza? Beh, le Dolomiti e la fatica, tanta fatica che però mi ha fatto stare bene, sì. E te Luca? Beh no, è sempre magnifico pedalare sulle Dolomiti, poi insomma quando ci si mette alla prova è sempre qualcosa di bello, quindi quando poi si riesce ti rimane dentro qualcosa. Un grandissimo applauso a questi ragazzi che hanno fatto questo lunghissimo viaggio attraverso le Dolomiti. Li concediamo una bella birretta, immagino, che ci può stare. Ed ora andiamo qui a salutare il primo degli italiani in categoria self-supported a raggiungere il palco, ormai un veterano della Dolomitica. Vieni in centro, vieni a favore di camera. Momento molto trafficato qui, siete arrivati tutti vicini. Giacomo Palazzi, UCI Bergamasca, raccontaci un po' il tuo viaggio. Cosa vuoi che ti dica? Infinito il Cansiglio, infinito il Novegal, infinite tutte le altre 17 salite che mi hai messo. Bellissime, comunque bellissima esperienza, bellissimo percorso. Il meteo insomma è stato abbastanza clemente rispetto a come erano le previsioni, ed è uno spettacolo, però è una fatica che devi provarla. Dai, una volta facciamo cambio, una volta prova da tu. Guarda, ci potrei anche stare, lo dico sempre, se trovassi qualcuno che si occupa di tutte ste rognette qua. E quello è il problema, quindi facciamo che ognuno fa il suo e basta. E tu sei un grande campione. Salutiamo Giacomo Palazzi, primo degli italiani a tagliare il traguardo dell'Ultracycling Dolomitica. Forse abbiamo anche il tuo tempo, se Massimiliano riesce a darci il tempo di Giacomo Palazzi, così per una bella soddisfazione. Insomma, cosa ti aspetti? Come tempo? Sulle 34-35 non ci ho neanche guardato. Sì. No, non le voglio neanche guardare. Tanto ora più, ora meno qua, non è che cambia tanto. Però bello. Bravi, complimenti veramente. Bene, lo comunicheremo dopo perché le classifiche qui. Eccolo, forse ci siamo. E concediamo Giacomo Palazzi. 35 ore e 27 minuti per Giacomo Palazzi, 700 km, 17.000 metri di dislivello in completa solitudine. Ed ora lasciamo il palco a Vittorio Veneto Atletica per il resto delle premiazioni.
ringrazio gli amici di Ultra Cycling, io resto basito guardando l'impresa che avete fatto. E allora andiamo con il terzo posto, abbiamo finalmente la classifica assoluta definitiva. Al terzo posto per la Dolomiti Belluno Filippo Bortoluzzi. Ce l'abbiamo fatta Filippo, Secondo classifica